Quarta corsa, premio Gheghi, confronto per 4 anni, vincitori da 2 a 10.000 euro in carriera, solo in 6 al via. All'1 Galaxy Horse Adrian Gioni, 2 Gocciola NP Ferdinando Pisacane, 3 Glowing Dark Tommaso Gambino, 4 Gilly Star Day Room Roberto Ruvolo, 6 Giacomino GB Davide Cangiano. 1,90 Gilly Star Day Room, 3 Gilera, 6 Gocciola NP, 10 Glowing Dark. Macchina che inizia a prendere velocità. Partiti. Con veloce dal centro Gilly Star Day Room, al suo interno Gocciola NP fa valere la posizione, passa nei confronti di Galaxy Horse. Gilly Star che va a presentarsi, Glowing Dark ha ripreso in mano, si è sistemato in terza posizione avanti a Gilera e Giacomino GB. 200 metri iniziali in 15,3 con Gilly Star Day Room che si presenta e passa. Gilly Star Day Room in vantaggio dopo 300 metri su Gocciola NP, poi Galaxy Horse, Glowing Dark, Gilera, Giacomino GB, fila indiana ora dopo 400 iniziali in 38, battistrada che ha preso la testa senza gran spesa, si mantiene un po' di lunghezza avanti a Gocciola NP e muove Gilera a questo punto a metà della piegata di sinistra e inizia la sua risalita quando siamo a 1 chilometro dal termine. 48 i primi 600 di gara, con Gilly Star Day Room in vantaggio nei confronti di Gocciola NP. Avanza Gilera trascinandosi Giacomino GB, Galaxy Horse rimane terza in corda avanti a Glowing Dark. Si viaggia sul piede l'1,20 al chilometro, 1,4 per i primi 800 di gara. In vantaggio Gilly Star Day Room, di fuori Gilera, in corda Gocciola NP. Poi Galaxy Horse, Giacomino GB, Glowing Dark, il chilometro in 1,19,7 di tutto comodo per Gilly Star Day Room, che ora prova ad allungare. Gilera che si presenta al suo esterno a 400 dalla conclusione, una frazione di là in 14,6. Gilly Star in vantaggio, Gilera al Salchi, in corda Gocciola NP, poi sempre gli altri con Giacomino GB all'esterno, Glowing Dark che cerca di venire a fare un po' di arrivo quando siamo all'ingresso della dirittura d'arrivo. Gilly Star Day Room affronta la dirittura in vantaggio su Gilera e Gocciola NP, allunga Gilly Star Day Room su Gilera e Gocciola NP in lotta. Gilly Star in vantaggio, Gocciola che ci prova, Gilly Star Day Room ancora davanti su Gocciola NP. Gilly Star Day Room conclude vincendo su Gocciola NP e su Gilera. 1,17,2 il ragguaglio tattico, 1 minuto per gli ultimi 8. Il successo di Gilly Star Day Room, Roberto Ruvolo che è allenatore guidatore per i colori della scuderia Starlight. Vittoria di Gilly Star Day Room, un figlio di Rod Stewart che si impone in percorso di testa. Gocciola NP è diligente seconda, al terzo finisce Gilera.